da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Era anche in programma Alberto Ciapparoni di RTL, ma non lo vedo. È confermato che non c'è? E allora vi ringrazio anche ringrazio i giornalisti che ci ascoltano e tutti i telespettatori. Grazie. Allora, fin qui la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha firmato il decreto del Presidente del Consiglio che proroga fino al 13 aprile le misure. Allora, Roberto Kinzer in diretta da Palazzo Chigi, abbiamo appreso che quindi dopo la fase 1 ci sarà una fase 2 di convivenza con il virus e una fase 3 di uscita dall'emergenza. Tanti i temi affrontati da Conte. Sì, allora intanto in questa fase 1 arriva fino al 13 aprile proprio perché non si può permettere che le responsabilità di alcuni, parole del Premier, possano comportare un danno per tutti. L'unica novità rispetto ad adesso riguarda la sospensione delle sedute di allenamento degli atleti che non saranno consentite e poi Conte ha anche detto non abbiamo affatto autorizzato l'ora di passeggio dei bambini, si tratta di una circolare interpretativa delle norme già in vigore. Poi appunto una fase 2 piano di ripresa e una fase 3 di uscita dall'emergenza. Per questa ci sarà anche l'Europa, il MES, si è tornato a parlare del MES, non è uno strumento adeguato, è nato in un altro contesto con altre logiche, serve un debito comune da attuare perché quello che stiamo affrontando è un nemico invisibile che non risparmia nessuno, quindi tutti quanti sono insieme per combattere questa battaglia. Francesca, a te. Allora, grazie a Roberto Kinzeri, lo dico rapidamente a beneficio di chi si fosse messo in ascolto del TG1 solo ora, fino al 13 aprile dobbiamo rimanere a casa, poi il governo sulla base delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico deciderà le proprie determinazioni. Grazie per la vostra attenzione e buona serata a tutti.